È una giornata speciale, oggi c'è qualcosa di veramente incredibile che noi ricordiamo ed è il gesto d'amore più grande che Gesù mi ha fatto per noi, qualcosa che Gesù ha fatto per noi, il gesto più grande d'amore. E sapete, in questi giorni stavo riflettendo sulla storia di Marta, no? In cui Gesù la va a trovare, no? Marta aveva perso suo fratello e Gesù le dice questo: io sono la vita e la risurrezione. Io sono la vita e la risurrezione. Ok, tuo fratello è morto, ma io sono la vita e la risurrezione. Questa frase non avrebbe senso se Gesù non fosse risorto davvero dai morti. Non solo Gesù ha risorto Lazzaro, ma poi è risorto lui stesso, ha dimostrato che davvero lui è la vita, davvero lui è la risurrezione, lo stesso spirito che ha alzato Gesù dai morti oggi è in noi. Oggi la risurrezione è qui, oggi la vita è qui, quindi non importa come sei entrato, perché oggi Gesù è qui, oggi noi vogliamo Lui, oggi noi desideriamo Lui, oggi siamo qui per Lui. Amen, preghiamo. Papà, grazie perché tu sei già qui, grazie perché la vita è qui, grazie perché la resurrezione è qui, grazie perché sei in mezzo a noi e noi già sentiamo la tua presenza. Io ti prego, papà, muoviti come tu vuoi, fai quello che tu vuoi perché noi desideriamo te, non c'è niente di più che noi cerchiamo se non la tua presenza, papà. Noi vogliamo te, Gesù, noi vogliamo te e quindi Dio, fai quello che tu vuoi, muoviti come tu vuoi e Dio, ricordaci in ogni istante, Dio, il gesto d'amore che tu hai fatto per noi. Dio, che la nostra mente, che il nostro cuore, Dio, possa essere completamente per te, Dio, che come noi siamo entrati, Dio, noi non possiamo più uscire in maniera uguale, Dio, che possiamo essere trasformati dal tuo amore in questo momento, Dio, in ogni cosa che succederà, Dio, in ogni momento di questo incontro, di questo culto, Dio, fai sentire la tua presenza, noi desideriamo te, noi vogliamo te, noi abbiamo fame e sete di te, Dio. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Tu puoi fare un applauso al Signore? Che bella giornata, vero? È una bella giornata per essere qua, iniziare questo culto, adorare il Signore. Oggi non è un giorno come gli altri giorni, è un giorno in cui specialmente oggi ricordiamo quella stupenda grazia, quel sublime amore che ci ha donato quel giorno in croce. Questo giorno più degli altri ci ricordiamo di quel giorno in cui Lui ha sofferto tanto, che Lui ha preso il nostro posto nella croce. Che sublime grazia. E noi canteremo: Gesù, io canto a te per quello che tu hai fatto in me, per quello che tu hai fatto per me in quella croce. Io non ho parole per ringraziarti, ma che il nostro canto salga a te. La tua sublime grazia vive in noi oggi. Amen. Cantiamo Che stupenda grazia tutti insieme. Oh, che stupenda grazia. Oh, che sublime amore, hai preso il posto che in croce era per me. La vita hai dato. La vita hai dato tu per darmi libertà. Oh, Gesù, io canto per ciò che hai fatto in me. Io per gioco del mio peccato
scuote il mondo, con i santi, chi ci sorprende con meraviglie, dire di gloria, di grandi re. Oh, che stupenda grazia, oh, che sublime amore, hai preso il posto che incrocerà per me. La vita hai dato tu per darmi libertà. Oh, Gesù, io canto per ciò che hai fatto in me. Chi riporta pace in mezzo al caos, chi fa dell'orfano il figlio amato, dire di gloria, chi regge il mondo con la giustizia e come il sole, suo volto brilla, dire di gloria. Oh, che stupenda grazia, oh, che sublime amore, hai preso il posto che incrocerà per me. La vita hai dato tu per darmi libertà. Oh, Gesù, io canto per ciò che hai fatto in me. Puoi alzare le tue mani e dichiarare degno è l'agnello. Degno è l'agnello, degno è il re che ha vinto la morte. Degno è l'agnello, degno è il re che ha vinto la morte. Degno è l'agnello, degno è il re che ha vinto la morte. Degno è l'agnello, degno è il re che ha vinto la morte. Degno è l'agnello, degno è il re che ha vinto la morte. Degno è l'agnello, degno, oh, che stupenda grazia, oh, che sublime amore, hai preso il posto che incrocerà per me. La vita hai dato tu per darmi libertà. Oh, Gesù, io canto per ciò che hai fatto in me. Alleluia. Amen, alleluia. Adesso noi dichiareremo che il nostro re è morto come un agnello. Lui sarà pure morto umiliato, ma lui è risorto come un leone, adesso regna in gloria. Per questo noi dichiariamo che lui è il re dei re, lui è il re di gloria. È morto come un agnello, ma adesso regna da leone. Lui regna da leone, amen.
che ha cambiato la mia vita. Di chi è questo amore che allontana il mio timore? Di chi è questo amore che mi ha scelto dall'inizio? Di chi è questo amore che brucia dentro? Il suo nome è Gesù.
nostro Re, morì come un agnello, come un leone si alzò, la morte non ha vinto, perché lui vivo è, come un agnello, come un leone si alzò, sempre io canterò che tu sei il nostro Re, il nostro Re. Amen, alleluia. Io voglio che in questo momento tu chiudi i tuoi occhi, lì dove sei, e per un atto di fede puoi mettere la mano nel tuo cuore in questo momento. Metti la mano nel tuo cuore e dichiara, il peccato non ha potere su di me. Puoi dichiarare ad alta voce, il peccato non ha potere su di me. La tristezza non ha potere su di me. La depressione non ha potere su di me. Il mondo non ha potere su di me. Il nemico non ha potere su di me, sulla mia casa, sulla mia famiglia. Non ha potere su di te, su tuo figlio, su tuo marito. Il mondo non ha più potere. Forse un giorno ce l'aveva. Forse un giorno tu eri schiavo, tu eri prigioniero. Forse un giorno aveva qualche influenza su di te. Ma non più. Non più, perché un giorno una persona ha deciso di consegnarsi, ha deciso di essere il sacrificio perfetto. Il sacrificio perfetto perché tu oggi potessi essere libero, perché oggi tu potessi non dipendere dalla tristezza che ti opprime, dalla depressione che ti imprigiona, perché oggi tu non potessi essere prigioniero di questo mondo, ma che tu potessi essere libero, essere vivo e avere vita in abbondanza, vita in Cristo Gesù. E questo nome è Gesù. Il nome di colui che ti ha liberato è Gesù. Il nome di questo nome al di sopra di ogni nome è Gesù. Dichiara, il nome è Gesù.
per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Puoi applaudire questo nome al di sopra di ogni nome, alleluia. Amen, amen. Potete accomodarvi. I nostri pastori oggi non sono potuti venire, però hanno lasciato un messaggio per noi, quindi chiedo per favore se lo potete trasmettere. Ciao a tutti, Chiesa, pace e benvenuti al nostro culto di Pasqua. Ci dispiace tanto, tantissimo di non essere lì insieme a voi per adorare insieme in presenza di Dio. Noi siamo qua e insieme a voi loderemo, insieme a voi canteremo, insieme a voi sentiremo la presenza dello Spirito Santo. Amen. Vi auguriamo un grande culto. Anche se noi non ci siamo lì, la persona più importante è lì, che è il nostro Signore Gesù, che è degno di essere onorato e lodato con tutto il vostro cuore, il nostro cuore. Oggi è un giorno molto importante per noi cristiani e che noi possiamo vivere questo culto nel migliore del modo, che è un cuore pieno di gratitudine verso colui che ha dato la sua vita per noi, e quindi che questo culto venga a essere memorabile nella tua vita, che venga a lasciare un grandissimo segno di amore verso colui che ha dato tanto amore a noi. Un buon culto e che Dio vi benedica e buona Pasqua. Ciao, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Abbiamo capito che questo è un culto speciale, vero? E oggi abbiamo dei bambini che hanno preparato qualcosa di ancora più speciale per noi. Vogliamo invitarli adesso per la loro presentazione. Amen? Gesù viene condotto attraverso la città di Gerusalemme fino alla collina del Golgota, su una via molto lunga. Sulla collina ci sono 3 croci e i soldati inchiodano su una di esse il Signore Gesù. Su altre vengono inchiodati 2 delinquenti. Che male ha commesso Gesù? Ha fatto solo del bene a tutti. Perché deve morire?
Gesù non muore per delle colpe che ha commesso, ma per i peccati degli uomini. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È mezzogiorno ed improvvisamente si fa buio profondo. Gesù sta accettando di portare su di sé tutto il male che tu e io abbiamo fatto e muore. I discepoli tolgono il corpo morto di Gesù dalla croce e lo depolgono su un sepolcro. È tutto finito adesso. 3 giorni dopo alcune donne vanno al sepolcro e lo trovano vuoto. Improvvisamente appaiono 2 angeli e portano una buona notizia per tutti. Anche noi vogliamo credere che Gesù vive, ha sconfitto la morte, ora può donare a tutti la vita eterna. Amen. Gesù, il suo ruggito è come quello di un leone.
Il suo ruggito è come quello di un leone. Rugge come un leoncello. Rugge. Afferra la preda, la porta via al sicuro, senza che nessuno gliela strappi. Amen. God of Jacob, great I am, King of angels, Son of man, voice of many waters, song of heaven's throne, louder than the thunder, make your glory known. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Pride of Zion, prophets spoke, our Messiah, flesh and bone. You alone are worthy to open up the scroll. Like the lamb you suffered, but the lion has arose. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion Prepare the way of the Lord, prepare the way of the Lord, prepare the way of the Lord, prepare the way of the Lord. Oh, valley, be raised up, on mountain, be made low. Oh, valley, be raised up, on mountain, be made low. Oh, valley,
chiedo a Omir, sua moglie, che venga con me sul palco. E anche la Sonia, per favore. Amen. Niente, volevo parlare riguardo al gruppo nostro degli uomini, che abbiamo fatto un bel lavoro ultimamente, e visto che oggi è Pasqua, che è il compimento della missione di Gesù, che in quel grande giorno Lui ha portato tutti i peccati sulla croce, e in quel momento si è strappato il velo del Tempio dall'alto verso il basso. Perciò Gesù ha fatto un grande passo verso di noi. E noi, come gruppo degli uomini, in questo periodo di tempo che abbiamo passato, anche noi come gruppo abbiamo fatto dei piccoli passi per avvicinarci di più a Dio. E abbiamo fatto dei passi con delle semplici cose, perché noi non siamo in grado, insomma, di fare grandi cose, ma le piccole cose sì. E perciò abbiamo fatto dei propositi per avvicinarci di più a Dio. E ora vi faccio dare una testimonianza dal nostro Omir e sua moglie per quello che è successo nella loro vita. Amém. Paz a todos. Pace a tutti. No último encontro de homens, Nell'ultimo incontro degli uomini, que teve na casa do meu irmão Marcos, che è stato nella casa del mio fratello Marcos, o pastor il pastore fez uma, como se diz, ha fatto para nós escrevermos ha fatto una proposta per noi scrivere, num papel per scrivere su una carta riguardo sobre um objetivo em nossas vidas. riguardo un obiettivo della nostra vita, O que nós precisávamos melhorar. quello che noi avevamo bisogno di migliorare. E eu escrevi que ho scritto che eu queria, mas faltava para mim mancava per me para estar em família lendo a palavra de Deus e orando. mancava nella mia famiglia rimanere uniti e leggere la parola di Dio insieme. Isso. E eu fiz sem pensar, me veio na mente. E io l'ho fatto senza pensare, è arrivato nella mia mente. Mas eu senti na hora que era aquilo que faltava. Ma io sentivo in quel momento che era quello che mancava. Para mim se achegar mais a Deus, né? Per avvicinarmi di più a Dio. Eu vou deixar minha mulher falar agora. Io lascerò che parli ora la mia moglie. Para ela contar o resto do per raccontare il resto della testimonianza. È un poco difficile essa tradução simultânea, né? È un po' difficile questa traduzione. No. Até eu mi sento travado em falar em português. Perché mi sento, va bene. Ma va bene. Boa noite, igreja. Buonasera, Chiesa. Graça e paz. Grazie e pace. Eu sempre orei na minha casa. Io ho sempre pregato nella mia casa. Li a Bíblia. Leggevo la Bibbia. Pelo menos uma vez por dia. Almeno una volta al giorno. Já há muitos anos. Già da molti anni. Meu marido também orava. Mio marito anche pregava. Mas cada no seu tempo. Ma ognuno nel suo momento. Cada no seu lugar. E ognuno nel suo posto. Às vezes eu na sala. A volte io in sala. E ele no quarto. O in camera. Eu lia a Bíblia. O io leggevo la Bibbia. Ele preferia ler no celular. E preferivo leggere il cellulare. E muitas vezes quando eu orava. E molte volte quando pregavo. À noite sozinha. La sera da sola. Depois que todo mundo já ia
já tinha ido dormir, dopo che tutti erano andati a dormire, eu ficava pensando io rimanevo a pensare como seria bom se nós fizéssemos isso juntos, come sarebbe bello se noi facessimo questo assieme, em família. in famiglia. E depois do encontro de homens, E dopo l'incontro degli uomini, ele chegou em casa lui è arrivato in casa e chamou as meninas e ha chiamato le ragazze e falou: de hoje em diante, e da quel giorno in avanti nós temos um desafio, noi abbiamo fatto una sfida, que nós possamos ler a Bíblia toda noite, che noi potevamo leggere la Bibbia tutte le sere, pelo menos 10 versículos almeno 10 versetti por dia. al giorno. E desde aquela quinta-feira à noite, E da quel giovedì sera, todas as noites a gente lê a Bíblia, tutte le sere leggiamo la Bibbia, mais de um versículo, um capítulo, più un versetto, un capitolo, toda noite. tutte le sere. E nós oramos e falamos sobre Deus. E noi preghiamo e parliamo riguardo a Dio. Eu entendo que isso é muito simples em muitas famílias, Io capisco che questo è molto semplice in molte famiglie, mas na nossa casa isso não acontecia. ma nella nostra casa questo non succedeva. Mas desde aquela quinta-feira para cá, Ma da quel giovedì sera in poi, toda noite nós nos reunimos para orar, tutte le sere noi ci riuniamo per pregare, para a honra e glória do Senhor Jesus. per l'onore e la gloria del Signore. Amen, gloria a Dio. Cosa non fa l'avvicinarsi a Dio nelle nostre vite? Io posso dare anche la mia testimonianza di quello che è successo da quando abbiamo fatto questi propositi nel nostro gruppo. Io ad esempio a livello biblico quello che volevo di più era riuscire a benedire le persone fuori dalla Chiesa. E il mio proposito era un proposito semplice. Ho detto: voglio benedire una persona al giorno. Dove sono? Sul lavoro, quando sono fuori. E sapete cosa è successo? È successo che ne ho benedette più di uno al giorno. E ho capito una cosa. Ho capito che benedire le persone, per noi cristiani, è uno stile di vita. È uno stile di vita, cioè deve essere dentro di noi sempre. E Dio mi ha fatto capire questo. Come gruppo noi abbiamo fatto in pratica dei punti, perché senza dei punti di riferimento noi non possiamo capire come agire e fare questi piccoli passi. Abbiamo diviso in pratica in 6 punti quello che facciamo. Il primo punto deve essere un proposito biblico, cioè il modo di agire, leggere la Bibbia, benedire, dare una mano a un fratello. Questo è un proposito biblico. Poi il secondo punto deve essere un proposito positivo. Cosa vuol dire positivo? Vi faccio un esempio. Tu prendi un taxi e tu dici voglio restare qua, e il tassista resta lì e non vado da nessuna parte, gli dici, e lui non va da nessuna parte. Ma se tu prendi un taxi devi dire dove vai, perciò il fattore positivo, devi sapere dove vuoi andare, devi sapere cosa vuoi e dove vuoi andare, deve essere un fatto positivo. Terzo punto, deve avere un tempo limite, perché se tu dici, non so, io voglio leggere un libro della Bibbia in 3 settimane, questo può essere un tempo limite, perché tu puoi metterci anche una vita intera a leggere un capitolo. Dipende da quello che tu senti dentro, da dove vuoi arrivare. Poi il quarto punto deve essere specifico, tipo io voglio leggere il Vangelo di Giovanni, ad esempio, perciò dico io voglio leggere il Vangelo di Giovanni in 3 settimane. Questi sono già dei punti precisi. Il quinto deve essere misurabile. Misurabile cosa significa? Che dobbiamo contare. Se Giovanni ha 21 capitoli, ad esempio, e 3 settimane sono 21 giorni, io leggerò un capitolo di Giovanni al giorno. Questo è misurabile. Sesto,
è un proposito che deve essere raggiungibile, cioè voi dovete, in base a quello che voi chiedete a voi stessi, di poter essere sicuri di raggiungere l'obiettivo, perché in casa di Marcos, anche Marcos ha detto che voleva leggere la Bibbia un capitolo al giorno, e invece Aumir ha detto no, io non ce la faccio, io voglio fare 10 versetti al giorno. Perciò fratelli, cos'è che chiediamo noi uomini in questo giorno? Noi vogliamo mettere anche voi questo proposito nelle vostre vite. Vogliamo che anche voi prendiate questo proposito nelle vostre vite, che voi fate un proposito con Dio per fare un piccolo passo con Dio, come Gesù ha fatto un passo con noi, in modo che anche voi nelle vostre vite abbiate un risultato come ha avuto Aumir, una benedizione nella sua famiglia, per voi e per quelli che vi amano. Amen? Amen. Gloria a Dio. Ok, adesso chiedo se possono mettermi gli avvisi dietro. Allora, partiamo con mercoledì. Mercoledì c'è il nostro culto ricarica, ok? Inizia alle 20, alle 8 ed è sempre qui. E prima di ricarica c'è la preghiera, che questa settimana è guidata dagli uomini, giusto? Che questa settimana sarà guidata dagli uomini. Ok, il prossimo evento sarà il culto dei teens, il 24, se per favore puoi mettermi il banner dietro, domenica 24, sarà alle 3 di pomeriggio. E le leader dei teens, Melia e Tainara, mi hanno chiesto se posso invitare tutta la chiesa, quindi tutti quanti, non solamente i teens, saranno invitati e obbligati a venire. Ci sarà la feijoada prima, quindi dopo la feijoada potete rimanere qua e assistere al culto dei teens, organizzato da loro e rimanere, ok? Non c'era il banner, vero? Va bene, altro avviso invece per quanto riguarda i giovani, il 25 che è la festa della liberazione, quindi si sta a casa, non si va a scuola, non si va a lavoro, non ci sono impegni insomma istituzionali, ci sarà l'incontro dei giovani qui in chiesa, si chiama Buona Visione. È un nome un po' particolare, però come potete immaginare parleremo di visione. Saremo qui alle 3, anche lunedì, e vi invito a partecipare perché sarà qualcosa di diverso. Non l'abbiamo mai fatto esattamente così, l'incontro dei giovani, quindi sarà di sicuro una novità, ok? Io credo che gli incontri siano finiti, che i banner siano finiti, giusto? Ah, è vero. E giovedì, sempre alla solita ora, ci sarà anche il nostro incontro di lampada, ok? Quindi alle 21 su Zoom, va bene? Ok, allora volevo... Un attimo. Mi hanno dato un fogliettino dove ho scritto i partecipanti, i visitanti nuovi di questa sera, che sono... Scusatemi se pronuncio male, Aparecida e Edoardo, giusto? Vengono dalla Svizzera e ci hanno trovati grazie alle nostre pagine. Quindi cosa può dire la Chiesa a loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Ok. Adesso faremo una preghiera per le decime e le offerte. Invito anche la band a salire. Invito anche la Chiesa ad alzarsi in piedi in questo momento. Preghiamo che veramente possiamo offrire a Dio la nostra offerta con un cuore che è generoso, con un cuore che è grato, con un cuore che è gioioso di dare a Dio. Amen.
Dio, grazie per le persone che offriranno alla tua casa. Dio, grazie per le persone che sono gioiose, che non vedono l'ora di dare a te, Dio, quello che tu hai dato a loro. E veramente io ti prego anche per chi invece non può oggi offrire, Dio, io ti prego, apri le porte del lavoro, Dio, apri le porte affinché veramente loro possano avere i mezzi per offrire, Dio, ma soprattutto, Dio, questo sentimento dentro, questa gioia dentro il loro cuore, Dio, di dare a te, che sia poco, Dio, che sia tanto, non importa quanto, ma importa che il cuore sia nella giusta disposizione, veramente, Dio. Io ti prego questo nel nome di Gesù. Amen. Pace a tutti. Oggi è il nostro culto di Pasqua, vero? Ed è per questo che abbiamo scelto una canzone che dice che il nostro Dio non è morto e mai lo sarà. Sarà dentro di noi che rugge come un leone. Ma prima di cantare volevo raccontarvi una piccolissima storia, sarò molto breve, vi giuro. Allora, anticamente, più o meno nel XVIII-XIX secolo d.C., i francesi hanno iniziato a creare le famose uova di Pasqua e i bambini diventarono pazzi per queste uova di Pasqua perché avevano cioccolato, erano colorate. Ma i bambini avevano dimenticato quello che realmente era la famosa Pasqua, che era la morte di Gesù e dopo che è risorso. Quindi adesso vi invito a lodare questa canzone con tutto il vostro cuore. Amen? L'amore esploderà e porterà vita ai morti. Voglio vedere questa rivoluzione. L'amore esploderà e porterà vita ai morti. Voglio vedere questa rivoluzione. Persone, la tua libertà. Questo mondo vincerà. Il mio Dio non è morto e mai lo sarà. È qui dentro di me, ruggendo come un leone. Il mio Dio non è morto e mai lo sarà. È qui dentro di me, ruggendo come un leone. Ruggendo, sta ruggendo come un leone. La speranza cresce, il male fuggirà. La mia fede ha bisogno di risurrezione. persone, la tua libertà. Questo mondo vincerà. Il mio Dio non è morto e mai lo sarà. È qui dentro di me, ruggendo come un leone. Il mio Dio non è morto e mai lo sarà. È qui dentro di me, ruggendo come un leone. Ruggendo, sta ruggendo come un leone. Ruggendo, sta ruggendo come un leone. Il cielo verrà, il fuoco
terra tremerà col suono di risveglio, il cielo verrà, il fuoco cadrà, la terra tremerà col suono del risveglio, il cielo verrà, il fuoco cadrà, la terra tremerà col suono del risveglio. Il mio Dio non è morto e mai lo sarà, è qui dentro di me, ruggendo come un leone. Mio Dio non è morto e mai lo sarà, è qui dentro di me, ruggendo come un leone, ruggendo, ruggendo, sta ruggendo come un leone, ruggendo, ruggendo, sta ruggendo come un leone. Il mio Dio non è morto e mai lo sarà, è qui dentro di me, ruggendo come un leone. Il mio Dio non è morto e mai lo sarà, è qui dentro di me, ruggendo come un leone, ruggendo, ruggendo, sta ruggendo come un leone, ruggendo, sta ruggendo, sta ruggendo come un leone. La Pasqua è una data molto importante per noi cristiani. Celebriamo la nostra liberazione dal peccato attraverso un sacrificio compiuto sulla croce del Calvario. Sì, la Pasqua si celebra la risurrezione di Gesù e la vittoria sulla morte, sul peccato e sul diavolo. La celebrazione della Pasqua non ha nulla a che vedere con i simboli che conosciamo oggi, come il coniglietto e le uova di cioccolato. Conoscete i veri simboli della Pasqua cristiana? Gesù disse a loro: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. 1 Giovanni, capitolo 6, versetto 35. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione nell'uno all'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato.
Primo Giovanni, capitolo 1, 7. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3, versetto 16. L'agnello Gesù. E Gesù è questo agnello. Quando Giovanni Battista lo vide avvicinarsi, disse: Ecco è l'agnello di Dio che toglie il peccato nel mondo. Giovanni 1,29. Gesù si è fatto uomo, è morto ed è risorto. E chiunque crede nel suo sacrificio e si pente riceve il suo sangue che dà libero accesso al Padre. Non abbiamo più bisogno di sacrifici o penitenze, perché tutto è già stato compiuto. Il prezzo è già stato pagato da Gesù sulla croce. Gesù è la vera Pasqua e niente e nessuno può sostituirlo. Wow, meraviglioso. Allora, volevo invitare qui davanti la nostra cantante che farà per noi questa canzone che io non ho mai sentito, quindi sono veramente curiosa di ascoltare, che si chiama Quel giorno, giusto? Amen. Se vuoi dire qualcosa, altrimenti... Amen. Alleluia! Quanti sono felici? Con più animo. Amen. Io sono la via, la verità e la vita, dice Gesù. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E io queste parole le ho realizzate quando avevo 24 anni e quel giorno Lui ha scelto me e quel giorno Lui ha scelto te. Oggi l'umanità ha perso quella speranza, la speranza di vivere, la speranza di essere felici in questo mondo, ma Gesù ha dato la sua vita per ognuno di noi affinché possiamo avere questa speranza di vita eterna. E oggi voglio cantare questa canzone che è autobiografica. Qualcuno di voi già la conosce, qualcuno no. Ed è praticamente la mia conversione di fede, quando nel 2005 ho accettato Gesù nella mia vita come unico e sufficiente Salvatore. Amen.
hai scelto me. Tutto è cambiato. La tristezza del mio cuore si è trasformata in gioia. È per questo che ti adorerò, Gesù. È per questo che ti innalzerò. Io vivo per adorarti. Vivo per lottare, la tua parola vive dentro di me. Ti seguirò e ti amerò per l'eternità. Per l'eternità io ti amerò. Vivo per adorarti. Vivo per lottare, la tua parola vive dentro di me. Ti seguirò e ti amerò per l'eternità. Per l'eternità io ti amerò. Per l'eternità, Gesù. Per l'eternità. Gesù. Alleluia. Amen. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Amen. Faccio una preghiera, fratelli. Padre Santo, in questo momento io ti chiedo, Signore, di svuotare me e che tu possa entrare in me. Che tu possa parlare attraverso di me alla Chiesa. Che tutto ciò che è nel mio cuore sia nel tuo cuore, Padre. Ti chiedo, Padre, di aprire i nostri cuori, di aprire le nostre menti, Signore, per questa Pasqua che noi stiamo celebrando. Aiutaci, Signore, a capire la tua parola, Signore. In nome di Gesù ti chiedo questo. Amen. Amen, fratelli. Chiedo a Alex se mi mette il banner che ho fatto. Amen. Gloria a Dio. Guarda la croce nel silenzio. Mi hanno detto di predicare in 20 minuti, parlare della Pasqua, della resurrezione di Gesù Cristo non è facile, non è una cosa semplice da spiegare in 20 minuti. E il mio cuore in questi giorni, pregando per questa parola, mi ha portato a farvi entrare in una dimensione diversa nel vedere la croce, in una dimensione diversa. Io ti chiedo in questo momento di chiudere i tuoi occhi. Chiudi i tuoi occhi, fratello. Chiudi gli occhi. Rilassati. Calma le tue tensioni. Lascia che il tuo corpo sia leggero. Lascia entrare la serenità e pensa alla croce di Cristo.
ricordalo con gioia. Ringrazia che ti ha perdonato. Ringrazia che ti ha tolto i peccati. Lodalo in silenzio. Gesù dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri come io ho amato voi. Amen. Puoi mettere, Alex, per piacere, il primo versetto di Giovanni 17, versetti dall'1 al 3. Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo Figlio, affinché il Figlio glorifichi te. Versetto 2. Poiché Egli ha dato autorità su ogni carne, perché Egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Lasciami pure sto versetto. Che cos'è la vita eterna? Gesù lo dice qui. Che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato. Cos'è la Pasqua? È stato detto nel culto tante volte oggi e l'avrete sentito tante volte. È il compimento della missione di Gesù. Se crediamo nel mistero della croce, abbiamo il perdono dei peccati. Se crediamo. E come possiamo noi peccatori essere giustificati e non pagare le colpe che abbiamo? Come possiamo essere giustificati? Quando tu sbagli, quando tu prendi una multa, che fai? La devi pagare. Quando tu vai a comprare un pane del panificio, cosa devi fare? Lo paghi. E quando tu commetti un reato, devi pagare questo reato. Ma diamo gloria a Dio e ringraziamo Gesù Cristo che si è sacrificato per noi, perdonando i nostri peccati, fratelli. E ringraziamo il nostro Gesù Cristo. Se puoi mettermi 1 Giovanni, Alex, capitolo 2, versetti 1 e 2. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Alleluia, fratelli. Lui è il sacrificio propiziatorio, perché noi possiamo essere giustificati dai nostri peccati, da quello che sbagliamo. Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Guarda la croce in silenzio, fratello. Guarda la croce in silenzio. Mi puoi mettere Micheia? Micheia 7. No, non è questo. Eccolo qua, 18, esatto.
Quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e le getterà in fondo al mare, tutti i nostri peccati. Gloria a Dio per questo gesto che ha fatto Gesù in quel giorno, fratelli. Gloria a Dio. L'Evangelo significa messaggio. L'Evangelo significa buona notizia. L'Evangelo è il piano eterno della salvezza dell'uomo. È la riconciliazione verso un Dio santo, la riconciliazione di peccatori ingiusti mediante la croce di Cristo. Io a volte mi domando, merito questo amore? Credere in questo atto di bontà che Gesù ha fatto, in quel sacrificio, ci toglie i nostri peccati e ci salva dalla morte. Credere in questo atto che ha fatto Gesù, questo atto di amore. La croce di Cristo è il cuore, è il centro dell'Evangelo. Se puoi mettermi secondo Corinzi, no, 5:21, eccolo qua. Colui che non ha conosciuto peccato, chi è? Chi è che non ha conosciuto peccato? Gesù. Egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Lui ha preso i nostri peccati su di sé. La punizione, la colpa, l'ira di Dio toccava a noi, tocca a noi. La colpa è nostra. Lui non aveva colpa. Lui non aveva colpa, ma aveva un amore talmente grande che ha preso la nostra colpa su di sé. Lui ci ha salvati per amore. Lui ci ha salvati per amore. Lui ha detto: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Guardate alla croce in silenzio, fratelli. Abbiate rispetto per questa croce. Come fai a capire, come fai a sentire che quello che credi è vero? Come fai? Ci sono qualche spiegazione umana che può farti credere in un Gesù che ti dà tutto questo amore e ti perdona dai tuoi peccati? Non ha spiegazioni umane, fratelli. Credere nel mistero della croce non ha spiegazioni umane. È il soprannaturale di Dio che vive dentro di te. Credere in Cristo è il soprannaturale di Dio che vive dentro di te. È una forza inspiegabile, che è più grande di ciò che noi possiamo pensare o provare, perché crediamo che Lui ci ha salvati. Ci sono persone che non credono in questo.
non credono e pensano che noi siamo pazzi a credere in queste cose. Mi puoi mettere Primo Corinzi, Alex? Primo Corinzi 1, versetto 18. Oh, gloria a Dio. No, versetto 18 di Primo Corinzi. Eccolo qua. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. È pazzia per quelli che non credono. No, niente 19. Passa al 23, versetto 23 in poi. Ma noi predichiamo Cristo, crocefisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Come fai a capire che quello che tu stai credendo è vero? È lo Spirito Santo di Dio che è dentro di te, che ti salva, che ti cura, che ti guarisce. Guarda la croce, fratello, in silenzio. Quando è che tu ti convinci di essere nel peccato? Quando è che ti convinci di essere perdonato? Durante la giornata? Tu ti convinci che sei nel peccato quando stai lavorando? Quando stai studiando? Quando sei in macchina che guidi? Riesci a convincerti che sei perdonato? In mezzo a tutta la tua frenesia della giornata? No. Non riesci a capire questo mentre stai facendo tutte queste cose. Tu capisci che sei nel peccato o che sei perdonato solo quando sei in silenzio. Solo quando sei in silenzio. Il silenzio è il modo che Dio ha di parlare nel nostro cuore. In silenzio tu puoi parlare, puoi sentire la voce di Dio. Mi metti Matteo, Alex, capitolo 6, versetto 6. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Cosa fai nella cameretta? Non penso che suoni la batteria o ti metti a suonare la chitarra. Preghi in silenzio per ascoltare la voce di Dio. L'umiltà e il rispetto verso di Gesù, che è santo, è il primo passo verso il tuo vero incontro con Lui, anche dentro alla tua casa. L'umiltà e il rispetto. Mi puoi mettere il primo Re, capitolo 6, 7? Capitolo 6, versetto 7. Qui parla della costruzione del Tempio. E c'è sto versetto qua che mi ha colpito e c'è scritto: per la costruzione della casa si servirono di pietre già preparate nella cava. Così nella casa
durante la sua costruzione non si udì mai rumore di martello, d'ascia o di altro strumento di ferro. Gloria a Dio. Perfino la costruzione della casa è stata fatta in silenzio, per rispetto di Dio. Alleluia. Gloria a Dio, fratelli. Gloria a Dio, fratelli. Dio ci parla quando noi siamo umili, quando ci mettiamo in silenzio. Dio ci parla quando noi vogliamo ascoltare. Lui non violenta la tua libertà, ti lascia libero, ma basta un soffio a soffocare la voce di Dio. Basta un piccolo rumore per soffocare la voce di Dio. Dio parla attraverso la tua coscienza, ma parla attraverso il lato giusto della tua coscienza. Quando parli con Dio non pretendere una risposta immediata a quello che tu chiedi, non pretendere. Come Dio rispetta la tua libertà, tu devi rispettare la libertà di Dio. Dio parla con il silenzio. Molte volte nel momento in cui tu non te lo aspetti, avrai la luce, troverai una soluzione, troverai pace. Dio non lascia mancare mai la sua luce alle persone di buona volontà e che lo cercano. Non lascia mai mancare la sua luce. Perciò guardiamo la croce con silenzio, in silenzio. Sapete perché noi cristiani non diamo tanto peso alla risurrezione tante volte? È diventato ormai tutti gli anni la stessa cosa. Non diamo importanza a ciò che ha fatto Gesù. E sapete perché non diamo questa importanza? Perché noi non siamo stati su quella croce a sentire il dolore che ha sentito lui. Noi non abbiamo provato quel dolore lì, l'ha provato Lui per noi. Lui ha provato il dolore della punizione che aspetta noi. Noi non diamo importanza a questo. Ecco perché vi porto dentro questa dimensione del silenzio, perché dobbiamo avere rispetto per ciò che ha fatto Gesù. Dobbiamo credere che è un atto santo quello che ha fatto, un atto di amore puro. Se la croce di Gesù in questa serata ha acceso il tuo cuore, tu puoi vedere la strada da percorrere. E con questa luce nel tuo cuore puoi accendere anche una luce nel cuore del tuo fratello, così che anche lui possa vedere questa strada e non inciampare e non cadere. La tua salvezza può essere un aiuto per chi sta affogando, per chi sta morendo. La tua salvezza può essere un aiuto per tuo fratello.
amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. L'amore di Dio è un fuoco che scalda, che illumina e non ha mai fine. Che in questa Pasqua, che in questo giorno tu possa guardare alla croce in silenzio per poterti avvicinare al cuore di Dio. La missione di Gesù sei tu. Lui vuole salvarti e vuole darti il suo amore. E il tuo prossimo che ti è lì vicino è la missione di quel Gesù che vive dentro di te. Ripeto, il tuo prossimo è la missione di quel Gesù che è dentro di te. Guarda alla croce in silenzio, fratello. Guarda la croce in silenzio, che tu possa avere rispetto per questo giorno e che non sia solo oggi la Pasqua, ma che sia tutti i giorni questa resurrezione. Tutti i giorni della nostra vita dobbiamo guardare alla croce di Cristo. Io adesso vi leggo solo una lettera che Gesù vi manda e ho finito. Figlio mio, ti sto guardando. Sono qui, vicino a te, e ti sto guardando, perché voglio darti il mio amore. Ogni passo che fai, io sono qui, vicino a te. Ogni sorriso che fai, sono qui, che sorrido con te. Ogni respiro che fai, sono qui, vicino a te. Ogni parola che dici, sono qui, pronto ad ascoltarti. Tu hai freddo, ma io posso scaldarti. Tu desideri consolazione ed io ti abbraccio tutto il tempo. Continui a piangere, ma io posso asciugare le tue lacrime. Ogni promessa che rompi fa male al mio cuore e quando sei falso ti allontani da me senza lasciar traccia. Ogni legame si spezza e provo dispiacere quando non mi cerchi. Io guardo il tuo viso ogni giorno, ma tu non mi vuoi vedere. Il mio amore è qui per te e la mia presenza la puoi sentire. Tu mi appartieni se lo vuoi. Ed essere tuo padre mi dà tanta gioia. Mi guardo attorno e vedo una moltitudine di persone su questa bella terra che ho creato. Ma sei solo tu che non posso sostituire. Ti amo, figlio mio, ricordalo. Alleluia, fratelli, gloria a Dio. Amen. Ti invito ad alzarti in piedi. Noi siamo quasi alla fine di questo meraviglioso culto. E io non so te, ma io attraverso di ogni cosa fin dall'inizio ho sentito la presenza di Dio, ho sentito lo Spirito Santo in questo luogo. Fin dall'inizio di ogni lode, ogni canzone, che sia dal teatro che hanno fatto i bambini, che sia dalla
fantastica coreografia preparata dal nostro gruppo di danza, dalle parole dei pre-teens, dalle testimonianze proprio molto belle degli uomini. Io sento fin dall'inizio l'agire dello Spirito Santo di Dio, io mi sento che lo Spirito Santo oggi mi ha rinnovata, mi ha riempito. E non so se per te è la stessa cosa, io non so se tu hai sentito lo Spirito Santo, ma io so che se tu vuoi veramente c'è ancora tempo. Io so che chi non sente lo Spirito è perché non vuole, perché Dio è presente in ogni luogo, perché la sua parola stessa dice che dove 2 o 3 persone sono unite nel suo nome, Lui è presente. E Lui è presente qui, è presente, reale e sta già agendo. E io ti invito, se tu non l'hai ancora sentito e hai questa voglia, io ti invito durante questa canzone, solo se tu vuoi veramente, a dire: Dio, ti prego, parla con me, toccami attraverso questa lode, attraverso questa adorazione. Fai qualcosa in me perché io voglio sentirti. Amen. respirassi, soffiato la vita in me. Tu tieni tanto oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Non riposa con le 99, se una si è persa, non posso comprarlo e non me lo merito, ma lui per me si è donato. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Oh, dichiara: quando ero perso, quando ero perso, il tuo amore lottò per me. Tu tieni tanto, tanto a me. Ero senza valore, ero senza valore, ma tu hai comprato
distrugge porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarti, distrugge muraglie come catene per incontrarti. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi, distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi, distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Oh, impressionante, infinito, audace amore di Dio, non riposa con le 99, se una si è persa non posso comprarlo, e non me lo merito, ma lui per me si è donato. Oh, impressionante, infinita, audace amore di Dio. Amen. Puoi prenderti un secondo per pensare a quanto sei importante. Un secondo solo per pensare quanto sei importante per Dio. Mamma mia. Lui sale montagne, distrugge muraglie, rompe catene. Tutto questo per te. Se tu pensi di non valere niente mi dispiace, ma tu vali tutto questo mondo, perché lui è morto per una sola persona, lui è morto per il mondo intero, ma morirebbe ancora se fosse solo per te. Se tu ti trovassi in difficoltà, lui sarebbe il buon pastore. No, io lascerò le altre per andare a cercare. E questo è il valore che tu hai. In mezzo a 1000, tu non sei soltanto una persona, tu sei la persona per Dio. E questa sera lui sale montagne, distrugge muraglie, rompe catene, tutto questo per incontrare te. Distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi, porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi, distrugge muraglie,
gloria a Dio. Che l'amore di Dio che è entrato in questo luogo possa entrare nel tuo cuore. Che le parole che tu hai sentito possano veramente trasformare la tua vita, trovare una luce nel tuo cuore, una pace nel tuo cuore. Grazie Padre di questo culto, grazie Padre di tutte queste lodi che abbiamo fatto che ci hanno riempito il cuore. Grazie Padre di ciò che ci hai detto oggi. Grazie veramente. Noi siamo pieni della tua presenza e ti chiediamo di essere sempre vicini a noi ogni giorno della nostra vita, e che l'amore di Dio Padre, che la pace del nostro Signore Gesù Cristo e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E la Chiesa può dire Amen. Vi do solo